Bella raga, ciao a tutti dal Comendone Veneziano. Ragazzi, mancano 4 partite, abbiamo 13 punti, a meno 3 dalla promozione. Ce la dobbiamo fare, ragazzi. Siamo contro una, no, una Bundes misto, Liga misto Premier. Un casino, insomma. Un casino. Siamo con la Serie A Sheva. Sheva continua a segnare, siamo a 13 punti, mancano 4 partite, dobbiamo fare 3 punti per la promozione, 6 addirittura per il trofeo, per entrare per la seconda volta in Divisione 3. Stiamo andando alla grande, finalmente siamo tornati, eravamo in Divisione 6, ricordo, che siamo sprofondati dalla terza alla sesta, dalla sesta possiamo ritornare alla terza, ma manca ancora tanto e andiamo. Capitano adesso Shevchenko, numero 7, cambiati i numeri, si gode. Il mio obiettivo però adesso è quello, parlavo di discorso di prendere Ljungberg, però in realtà potrei cambiare modulo, fare un attacco a 2 punte e mettere 2 leggende. Uno, il grande, il fenomeno, il solo Shevchenko, e 2, il grandissimo, il mitico, il super Pictus Inzaghi. Quindi facciamo la coppia del Milan d'oro. Non costa neanche cifre impossibili e giocando, vediamo di prendere Pippo. Ma adesso concentration, please. Grandissimo scema per Quadrado. Attenzione, attenzione. Quadradone, cappellone. Dai raga. Voglio la divisione 3, cazzo la voglio. Poi sarebbe bello vincere anche il trofeo. Oh, Abate per Shevchenko di testa. Ma recupera molto bene il difensore qua, il maledetto. 4 partite, mancano quindi ancora tante e abbiamo già 13 punti, una divisione 4 strepitosa. Fuori gioco di Elsha, fuori gioco di Stefanino Elsha. Dai raga, voglio ipotecare, ho bisogno di ipotecare ragazzi, la promozione. Escia si invola, la dà Shevchenko, Sheva. Era dura questa, era molto dura. Purtroppo a 5 di intesa Sheva ha bisogno assolutamente di un'altra leggenda. E chi meglio di Pippo può fare il duo delle meraviglie. Pippo Sheva. Peccato che non fa l'intesa con i milanisti, se no con Cacà Nero, ciao. Anche sarebbe un altro, sarebbe Rui Costa da prendere, però Rui Costa costa un po' tanto. Rui costa 1 milione e passa, cioè. Cifre insostenibili per il Cuba. Oggio, buttala via, bravo Gianluigino, però si soffre adesso. Vai Shevchenchino, fallo, stronzo. Questo non gioca male. Anche se è una squadra strana. Vai Constant, vai Shevchenko la dà Elsha si invola, Elsha il faraone, fuori gioco, non fischiato però per la gara del vantaggio. Oddio, questa è una bella azione, attenzione, bravo Gianluigino, e Gianluigino c'è. Era dal Chiello, il Chiello per il Paul per Elsha, il piccolo faraone sbaglia ma recupera Constant, Nasone Constant per Elsha, per il Pogba fa il numero, il Paul fa il numero ma Elsha non ci arriva, ma la prende incredibile, Vidal di testa, bagno schiuma, parata di Courtois. Però non ci siamo come voglio io. Dobbiamo ancora creare azioni veramente cattive. Constant, Nasone Constant. No, che stronzata obesa. Non so di chi, non ho neanche visto, forse Vidal. Ma recupera il Bena, ragazzi. Il Bena domina. Sheva lento qua, Shevino lento qua purtroppo. Mamma mia, veramente qua Benatia ha fatto una cosa da infarto, ma il Bena ragazzi è devastante. Il Bena è devastante. Gol, questo gol. Che culen. Ma non ci siamo oggi, non ci siamo. Dopo le belle prestazioni, adesso che registro chiaramente non va bene, anche se comunque devo dire che negli ultimi 2 video 4 vittorie consecutive, quindi non posso lamentarmi, dai, non lamentiamoci. Tanto il tempo passa.
Comunque l'importante sono i 3 punti, 3 punti per promozione. Ecco, qua si incazza questo, molto bene. Vai, Quadradone. Quadradone per Sheva ancora, di te serve un pippo però, Con un pippo, Sheva, secondo me, è perfetto. Pippo Sheva, dominio puro. Dio mio. Corri, corri, corri. Gol, bellissimo, bel gol. Bel gol, purtroppo non stiamo giocando bene, però non stiamo giocando bene. Alla fine non ha fatto grandi azioni lui, però questo è un gran gol, ragazzi. Bisogna rimontare. Vai piccolo Esce. Vai piccolo Esce, bravo piccolo Esce, cagata del piccolo Esce. Se il centrocampo non gira sono cazzi, Shevchenkone. Dai. No, perché esce in profondità? Ma perché non è andato in profondità? Ma perché? Ma perché? Ma perché? Perché? Dai, cazzo, eccola qua la dormita, eccola qua la dormita, eccola qua. Sveglia, raga, sveglia. Buonanotte, buonanotte, Fiorellino. Oggi non c'è nessuno che sta giocando bene, ragazzi. Disastro puro dei dominatori. Tori. Sexy. Molto bene. E Sharawi. (43esimo), ma disastro puro. Disastro purissimo. Stiamo giocando male, male, male. Dai, dai Sheva. Rigore e non me lo dà. Pazzesco. Non ti dà un rigore neanche, o per sbaglio se ora a prendere il 2-0, non ci credo. Ma guarda che culo, guarda che bavoso qua. Che bavoso qua in sto rimpallo. Quanto odio gli avversari, madonna, stanno sulle balle tutti. Bravo Vidal Bagnoschiuma. Cosa è successo? Bella sta punizione capolavoro. Va bene, il primo tempo è andato, alla fine merito di perdere, giusto così per il momento, ma c'è ancora il secondo tempo. Dai, cazzo. 1-0 però beffardo, nel senso giusto nella sostanza, perché 6 tiri a 1, però un gol potevo benissimo evitare, dormita generale e ciao, però bella azione. Ecco, sto qua che rompe i coglioni, esce. Wow. Quadrado. Ma cosa, aspetta che c'ho anche l'audio. Oh. C'è anche l'audio del televisore, porca Eva, se me ne sono accorto. Aia, aia. Bravo. Se appena la palla va fuori o in gol, perché si segna, eccolo qua il gol, eccolo qua il gol, eccolo qua. Altro che gol, no, non proprio sento la squadra pesante. Sono quelle partite che non vinci mai, devi fare proprio il miracolo. Gattissima del Chiello. 2-0, dai, a casa. Oh, yes. Ma stai zitto, stronzoide. Adesso vai, hai sbagliato il gol e la paghi adesso. Adesso la paghi. Non ci credo. Non ci credo. Non ci credo, me lo sono mangiato. Poteva essere il beffone, sto meritando di perdere comunque. Bisogna essere onesti. Andiamo di offensivo e speriamo bene. Vai
vai Shevchenkone, proprio non c'è oggi. Sheva per adesso ha fatto poco. Dai, smentiscimi subito. Smentiscimi subito. Mira quello del Courtois di merda. Dai. Vai di testa. Non ci credo. Non ci voglio credere. È uscito a vuoto, vado a sbagliare. Proviamoci, se bisogna tentare il tutto per tutto. Gol. Sì, cazzo, 1-1, e Shaarawy. Ma cosa vuoi? Ah, c'è il solito trucco. Ma cosa vuoi? Ma cosa vuoi? Ti prego, sta zitto. Ma perché questi qua mettono la cuffia a vuoto? Cioè, cazzo, metti la cuffia se non parli con un amico, mona. Allora, teniamo su offensivo, anche se secondo me è pericoloso, però fatalità ho segnato così, per sto qua gioca purtroppo. Mi sta andando bene per il momento. Bisogna essere onesti e sinceri. Onestà intellettuale. No! Bravi, dai Shevchenko, bravo! Vai quadro. Non ci voglio credere, non ci voglio. Io di testa non segno praticamente mai. Comunque un punto è meglio di 0, quindi andrebbe bene anche un pareggio in una partita così. Grandissimo Chiello. Bagno schiuma Vidal. Bravo quadro. E dopo però facciamo la cappella obesa. Ma perché? Bravissimo, qua non so chi ha fatto una gran cosa. E dopo facciamo le cagate. De Rossi. Molta confusione. Abate, o Abete, o Ebet. Vai Vidal. Bellissimo. No! Che mal che siamo di giocare. Eccola qua. Giusto così, dai, a casa, ciao. Oh! Cosa ti sei mangiato? Hai poco da urlare. Ti sei mangiato un gol fatto. Proprio un gol fatto, cazzo. Se ne gol che sbaglia il Comendone di solito fuori. Dai che va benissimo il pareggio. Ultra difensiva e chi se ne frega. Ultra difensiva, ok. Anche un punto va bene. Sicuramente non possiamo sperare nella vittoria, sarebbe un furto incredibile, io sono sincero ragazzi, sarebbe proprio un furto. Già il pareggio è un mezzo furto. Togliamo anche il mezzo. Eccolo qua. Giusto così ragazzi, giustissimo così. Purtroppo non abbiamo mai dato l'impressione di poter far bene in questa partita. Bella azione, dormita generale, giusto così. Peccato. E adesso sarà proprio impossibile pareggiare, la vedo proprio un'impresa disperata. Non capisco il senso della squadra. Se c'era beta attenzione di Pogba. Oh! Non ci voglio credere. Non ci voglio credere, per poco che pareggiavo, anche di ladrata, ma pareggiavo. Però crediamoci, questo ha paura secondo me. Questo la sente la partita, lo sento. Da che può avere il braccino corto alla fine, ma va a cagare. La stavo pareggiando di culo, cazzo. Non ci credo. Però che male che abbiamo giocato. Dai, esce. All'ultimo respiro. Dai, esce, si invola da solo.
Esce, prova il miracolo. Fallo, purtroppo no. Ci siamo strasbilanciati chiaramente. Bravo. Dai che c'è l'ultima chance, forse sbagliato. Non aveva fatto nulla giusto, veramente. Vabbè. Meritata la sconfitta, meritata. Mamma mia, si passava. Sul merda perde tempo, no? Dai, ma che cazzo perdi te? Ecco, questi sono proprio ridicoli. Ecco, adesso sarebbe giusto segnare proprio, solo perché vuole perdere tempo il merda. Quanto li odio quelli che vogliono perdere tempo. Va, cazzo. 1-1 comunque meritato, ma mi sta sui coglioni lo stesso, Vai ragazzi, mancano 3 partite. Siamo contro sto qua, che è la Serie A. No, Serie A e Ligan. No, Serie A e Premier, scusate. Serie A e Premier. Hybrid. Speriamo bene, mancano 3 partite, mancano 3 punti per la promozione in terza divisione. Non siamo andati solo una volta in divisione 3. Dai, che siamo sprofondati dalla 3 alla 6, adesso dalla 6 vogliamo tornare alla 3. Però dobbiamo giocare meglio perché la partita di prima è stata disastrosa, ragazzi, veramente una merda. Siamo con la Premier, Schürrle. Walker, Texas Ranger per Walcott. Il piccolo Teo, cagata di Teo. Teo mi ha un po' deluso no, ma Dio Cristo, basta però. Io voglio giocare, madonna, devono levare le pause dall'online, a me non interessa, cioè non posso aspettare sto qua, cioè cazzi tuoi, sai che quando giochi online devi fare la pipì e tutte queste cose qua le devi fare prima, e che cazzo. Io gioco tardi proprio apposta così non avere problemi di telefonate, stronzate varie, no, sti coglioni devono mettere pausa. Scusate ragazzi, piccolo sfogo comendiano, sono nervoso perché devo andare in divisione 3, porca miseria. 8, 7, 6... 5, 4, 3, 2, 1. Buon anno. Bravissimi, dai che vogliamo, ma no, troppa fretta. Potevo andare avanti, che pippoide. Sono un pippoide. Bravo. Dai Teo mi ha un po' deluso, dicevo, comunque pensavo un po' meglio anche di velocità, ci sono 96, ma non volevo avere tutta sta bestia sinceramente. Forse per carità non è un modulo che esalta il piccolo Teo, però madonna, dormitona. Brutto inizio ragazzi. Vai Suarez. Perché adesso va male? Perché? Bravissimo Touré, veramente il Cristiano Ronaldo della squadra, non c'è niente da fare. Touré è qualcosa di devastante, ve lo consiglio in tutti i modi. Dai. È fuori gioco, prevista X, mamma mia. Vai Teo prova il lancio lungo, vediamo. Touré perde palle, ma non può beffarda, qua qualcuno è morto. Bravissimo Luis. Cazzo, dai, non possiamo, cioè abbiamo fatto una divisione 4 splendida, non possiamo andare in divisione 3, sarebbe troppo una beffa. No! Relax. Adesso devi tutti i replay. Jovetic infortunato.
mica fare azioni offensive, cioè non c'è niente da fare. Occhio! Mamma mia, la dormita generale. Bravi, siamo usciti di palla al piede con classe, bravi. Vai Ramirez. Anche questa partita non mi sta esaltando, però. Non è mai fuori gioco, non è mai fuori gioco, non è mai fuori gioco. Però Ramirez la perde purtroppo. Chiaramente era il fallo, ma dai, sì, buttalo fuori, dai. Bravo. Bravo, bravo. Scusate per i momenti di panico. Partite noiose, brutte e pallose, veramente. Sono il primo io a dirlo, cioè, sto giocando male. Dai, svegliamoci. Se non riesco a fare il mio gioco in profondità, ragazzi, lo sapete, se non riesco ad avere la profondità, so cazzi. Ecco, adesso lui al primo tiro segna, dai. No, no, ma no. No, non ci sto a prendere punizioni del genere, però. Dai, muoviti alla punizione, tira, vai in cura tua mano, dai. Bravi. Dai un po' di grinta. Ma che cazzo? No, i giocatori sono drogati al contrario. Non è possibile. Bravissimo qua Walker, Texas Ranger. Vai Texas. Vai Texas. Vai Texas. Vai. Mettila bene in mezzo. Di testa c'è il gol. E c'è il gol. Finalmente anche il cubo di testa. Finalmente. Grande Suarez. Grande gol. Grande gol, ma manca ancora troppo per sperare in qualcosa, che sia la promozione, dai. Relax. C'è bisogno di calma, tranquillità. Calma e gesso. Calma e gesso. Calma e gesso. Ma porca puttanona. Bravi ragazzi. Dai, niente da fare, niente da fare, niente da fare. Perché Suarez è una bestia col Dortmund, con noi. Anche sul foot, cioè veramente. Aspetta che manca veramente un secolo, però. Aia, questa. Doveva salvarla, bravo. Ecco la cagata. Walker, ti prego, bravo Walker. Vai Walcott, vai Teo. Perché non me le seleziona? Walcott, ti prego. Dai Silva, voglio il secondo gol di testa per dimostrare che siamo forti anche di testa. Luis, rete di Luis, incredibile! Ancora di testa! Il calcio è strano, Beppe! Il calcio è strano, 2-0, ancora di testa. David, il pagliasso, Luis, anche se lei barba, chi se ne frega, i capelli sono uguali. Anche Luis è un po' il pagliasso. Adesso teniamo duro, Fioi. E portiamo a casa questa promozione in Divisione 3. Sembra la seconda volta che ero in Divisione 3. Dopo la crisi che ha portato il Cume dalla Divisione 3 appunto alla sesta. Una crisi senza fine. Ho cambiato 1000 squadre. No. Porca puttana, che cazzo di gol che ho preso. Non dovevo farlo uscire, ma fa. Sì, bravo, hai segnato, bravo, spippettati, dai. Ah, Dio mio, che gol di merda che ho preso, che errore che ho fatto qua, guarda. Non poteva fare niente. Che cazzo, ma la vai a cagare, ancora, ma cioè, per piacere, stai anche perdendo, nel senso, cioè, perché devi farmi vedere il gol? Perché sei così deficiente, cioè? Perché?
adesso si torna a soffrire di brutto. Un brutto gol proprio alla fine del primo tempo. Il momento peggiore, è proprio un gol straevitabile, straevitabile. Perché Kuma? Perché? 2-1, si soffre come disperati. Guarda che gol di merda che ho preso. Dai. Bravo, ma il mago c'è, dopo però la perde ma recupera Schürrle. Bravissimo Suarez, vede il mago Silva. O il mago Silvana, vuoi la scelta. Luis per Suarez, ti prego, su. Vai su. Suarez! Non ci credo. Tira! La mina attraversa! E c'è il gol ancora di testa! Forse fuori gioco, non ci credo. Fuori gioco, avevo preso la traversa sul tiro di Touré, non ci voglio credere. È stregata Beppe. Stiamo giocando meglio però questa volta, porca troia, che traversa, odio le traverse, odio tutti i pali. Ma no. No, non prendere il gol beffardo, Mamma mia che rischio. Deve essere 3-1, invece però terzo gol di testa, ragazzi, incredibile. Per poco arrivava al terzo. Madonna, ma Touré, ragazzi, Touré. Vai Davidone. Per favore, deve essere nostra, non può, sta merda di Nasri. Ma dai, francesazzo del... Bravo portierone, no, beh, se non era gol così mi giravano le palle, cioè. Suarez. Offside, no, fallo, rosso, dai il rosso. Vabbè, neanche a mondo. Ecco le mie frette del cavolo. Touré prova il tiro, scaglia la bomba, Marchetic. Manca ancora un secolo però Beppe. La promozione è ancora no lontana, de più. Dai che roba nostra. David Sova. Suarez vede molto bene Silva. Provano la... Bellissimo, Suarez, rigore. Ma dammi qualcosa. Ma non ci credo. Ma dai, ma neanche il fallo. Ma no. Partita di merda, potevo fare il 3-1 ancora non arriva. Dopo le pago, queste partite le ho sempre pagate. Dai ragazzi, bravo. Dai che lo fermiamo almeno. Bravissimo Davidone. Dai, niente, non ne va una. Bravissimi, qua il centrocampo domina, però c'è poco da fare. Fuori gioco. Siamo quasi al 70esimo e purtroppo siamo solo 2-1, potremmo essere 3-1 tranquillamente, ma... Bravissimo Schürrle, stiamo dominando, ma... Oh! Vai su, bravissimo! Ma porca! Porca miseriacciola. Vabbè, non esiste che non in questa partita, cioè non può esistere. Dai su. Bravissimo Baines. E la recupera proprio all'ultimo. Vai Schürrle, vai Andres. Ti prego segnala. Gol!
3-1 Suarez. Calma però, calma. Vogliamo la promozione, calma. Relax, relax, veneziano e polacco. Buttala via. Siamo venuti fin qua per vedere il segnale come Occhio, gol. Ah, ti ho tolto via la palla. Vai. Raga, non dobbiamo scherzare troppo perché se prendiamo gol adesso sono cazzi nostri, Eccola là, appunto, gol. Mamma mia, grande Buffon. Vedi, noi abbiamo questa tendenza quando andiamo in vantaggio di 2 gol di dormire. Calma. Bravissimo, dai. Grandissimo Schürrle. Schürrle da Silva, è il mago. È il mago, si libera di tutti, è il mago, non ci credo. Che casin, e la recupera lui alla fine. 88esimo, siamo giunti alla promozione in questa cavolo divisione 3. Ci siamo arrivati tranquillamente all'inizio e poi abbiamo fatto il tracollo alla 6. No! Ho cambiato diverse squadre, ho fatto il Belgio, ho fatto la Sud America, ho fatto la Liga, ho fatto la Bundesliga, ho fatto la Serie A pazza, ho fatto 1000 squadre, nessuno andava bene, adesso forse con la Serie A Sheva e con la Super Premier siamo tornati a giocare un buon calcio e a sognare la Division 1, ed è quello l'obiettivo, la Road to Division 1. In inglese meraviglioso. Attenzione Suarez, ormai però è fatta. Suarez, dai che siamo in divisione. E attenzione, per poco arriva anche il quarto gol. Fischia arbitro, siamo in divisione 3. E siamo in divisione 3 Beppe. Grandissimi in divisione 3, raga. Un saluto dal Comendone veneziano. Ciao! Commenda veneziano, lo youtubers italiano. Commenda veneziano, lo youtubers italiano.